Euroregione News. Rush verso strumenti concreti per il plurilinguismo. Con un convegno europeo sull'insegnamento delle lingue minoritarie è stato avviato il progetto triennale Rush, finanziato dalla Commissione europea come progetto strategico Erasmus Plus e coordinato dal convitto Paolo Diacono, dal comune di Cividale del Friuli e Arlef. A Cividale del Friuli si sono confrontati esperti sul valore culturale del plurilinguismo, sui diversi modelli di tutela e le diverse pratiche di successo per l'insegnamento delle lingue minoritarie in Europa. Obiettivo primario di Rush è quello di analizzare, approfondire e sviluppare le tematiche relative alle competenze da mettere in atto da parte dell'insegnante plurilingue in Europa con l'utilizzo della lingua minoritaria. I partner coinvolti sono 8 al convitto di Cividale, ad Arlef e al comune di Cividale che coordinano il progetto. Si sono uniti l'ente Regione Galizia in Spagna, 2 scuole della Regione Galizia e la Croazia, Unione delle Minoranze e Scuole di Rovigno. Una scuola fatta di docenti plurilingue preparati a trasmettere cultura anche attraverso le lingue è un desiderata che porterebbe alla vera Europa in quanto rispettosa e valorizzatrice delle diversità. Bene il fatto che Rush sia un progetto triennale Erasmus Plus finanziato dall'Unione Europea che porta in questa direzione, ma quanto sarà in salita la strada dei risultati? Lo chiediamo a Patrizia Pavatti del convitto Paolo Diacono. Sarà sicuramente in salita, ci sarà molto da lavorare, abbiamo 3 anni di tempo, però non partiamo dall'anno zero. Abbiamo comunque un retroterra che ci ha permesso di agire in questi anni, di sperimentare varie soluzioni, ma adesso bisogna fare il salto di qualità, non basta più quello che è stato fatto fino ad oggi. Dobbiamo uscire dalla nostra autoreferenzialità, uscire dal nostro orticello, dialogare in Europa e anche nel resto del mondo. Quindi attraverso scambi di esperienze, attraverso confronti, dobbiamo arrivare a realizzare 2 importantissime opere dell'ingegno. 1. La linea guida del docente plurilingue. Chi è? Quali titoli culturali, professionali, scientifici deve avere il docente plurilingue? Quali moduli formativi è in grado di erogare? Come questi si inseriscono a pieno titolo in un curricolo scolastico di scuola primaria e di scuola secondaria? E poi dobbiamo creare un centro risorse europee, un centro di documentazione in cui sono presenti i materiali che agiscono sul plurilinguismo. Un plurilinguismo che mette insieme lingue cosiddette della maggioranza e lingue cosiddette della minoranza, ma il salto di qualità dovrà anche portarci a non definire più così le lingue di serie A o di serie B. Tutte sono lingue di altissimo valore, oltre al fatto che gli studi scientifici ci dimostrano che imparare più lingue da subito apre le menti, dà una disponibilità ad acquisire una serie di competenze che altrimenti rimangono patrimonio di altri. La scarsa o non conoscenza delle lingue è il principale ostacolo allo sviluppo di scambi culturali ed economici. L'antidoto è rappresentato dal ricorso ad una lingua franca o anche alla tecnologia traduttiva. Anche questi, se vogliamo, sono strumenti del plurilinguismo. In che modo e fino a che punto possiamo aspettarci che le lingue minoritarie possano interagire ed essere utili anche al di là, anche al di fuori di obiettivi che non siano quelli della preservazione identitaria? Ci risponde uno dei relatori intervenuti al convegno, il professor Michele Gazzola, studioso a livello internazionale sulla pianificazione linguistica. Io penso che sia necessario anzitutto fare una distinzione tra tipi di minoranze diverse. Ci sono minoranze linguistiche che sono molto numerose, che abitano regioni relativamente ricche, minoranze che invece abitano in zone isolate e minoranze che parlano lingue parlate ormai da poche centinaia di persone e quindi chiaramente cambiano gli strumenti e i contesti di riferimento. Io credo che la questione dello sviluppo, degli scambi commerciali riguardi non tanto le lingue parlate da comunità molto piccole quanto quelle parlate già da comunità più ampie, come la lingua friulana ad esempio, il gallese o il catalano. Sono lingue di minoranza ma non direttamente minacciate, non in maniera immediata, quantomeno di scomparsa. Ecco, esistono degli studi sul caso della politica linguistica basca, che si compone anche di investimenti sostanzialmente per l'apprendimento linguistico e servizi vari, che generando un indotto, secondo questo studio, almeno del 4% del prodotto interno lordo locale. Esistono studi secondo i quali sostanzialmente l'apprendimento da parte degli immigrati o quantomeno degli allofoni in Catalogna, cioè coloro che non parlano catalano con lingua materna e hanno un sostegno sostanzialmente per l'apprendimento del catalano, hanno maggiore facilità ad aprire aziende che poi generano attività economica locale.
Questo può essere sostanzialmente una chiave di lettura, cioè in quelle comunità che sono abbastanza ampie, in regioni abbastanza ricche, l'accesso alla lingua minoritaria vuol dire che cosa? Vuol dire accesso alla rete sostanzialmente di beni e servizi prodotti da chi quelle lingue parla. E si nota che in generale, questo vale anche nel Quebec, le persone hanno una preferenza per acquistare beni e servizi in una lingua che sentono prossima anche al cuore, la lingua minoritaria in particolare, e questo può essere sostanzialmente un qualcosa in più nell'ambito degli scambi che premia in qualche misura la conoscenza delle lingue minoranze. Probabilmente questo è uno degli aspetti che però deve essere esplorato con maggior dettaglio. Un'altra questione invece riguarda la possibilità, secondo quello che sappiamo almeno in Irlanda, studi sull'argomento, di utilizzare l'appartenenza identitaria alla lingua minoritaria in maniera un po', diciamo così, come quasi strumento di marketing, ma non c'è niente di male, perché no? Promuovendo una certa regione non solo per le bellezze artistiche, naturali e culturali, ma anche perché è diversa rispetto alle altre. È stato tentato un po' di farlo in Irlanda, mostrando che la zona occidentale del paese rappresentava una sorta di la Mecca del mondo celtico, e questo può avere in qualche misura per gli appassionati un effetto trascinante, invogliandoli a spendere le vacanze in quelle regioni piuttosto che in altre. Quindi esistono dei canali per collegare le politiche di sostegno alle lingue minoritarie con variabili economiche come il sostegno all'economia regionale o semplicemente lo scambio, produzione di vendita di beni e servizi, se si fa il collegamento tra lingua e comunità di appartenenza. Al netto dell'esperienza maturata dall'Arlef in Friuli Venezia Giulia e che verrà messa in rete in questo progetto, cosa ci si può aspettare dall'incrocio di dati ed esperienze maturate da spagnoli e croati? William Cislino dell'Agenzia regionale per la lingua friulana Arlef. Abbiamo la fortuna di avere come partner dei soggetti delle comunità linguistiche che sono più avanti di noi nella tutela delle loro lingue in generale, in particolare nel settore della scuola. Quindi diciamo che forse i friulani saranno coloro che trarranno più beneficio da questo confronto. Dai galiziani, poiché hanno un sistema di insegnamento che prevede come lingua prevalente il galiziano in tutte le scuole, però in una logica plurilingue dove al galiziano si affiancano lo spagnolo e l'inglese, oltre che altre lingue straniere. Dall'altro lato le scuole italiane della Croazia, in cui la lingua veicolare, la prima lingua è l'italiano, a cui poi si aggiunge il croato e anche in questo caso le lingue straniere. Se confrontiamo queste situazioni con la situazione friulana, dove invece si fa un'ora alla settimana di friulano in un contesto quasi totalmente italofono, con poche ore spesso anche di lingue straniere, vediamo insomma che il contesto è completamente diverso. Quindi il nostro obiettivo è riuscire intanto a capire come gli altri lavorano sul fronte del plurilinguismo, per costruire assieme a loro dei moduli che possano funzionare per tutte e tre le comunità e in particolare per quanto ci riguarda per la comunità friulana. Dall'altro di sensibilizzare i decisori sul fatto che si può benissimo introdurre nelle scuole più lingue, incominciando dalle lingue locali, senza per questo perdere nulla, ma anzi guadagnando in tema di radicamento identitario, ma anche di capacità di acquisire in maniera più veloce e migliore altre lingue. Tra gli obiettivi del progetto la creazione di un centro risorse che ospiterà i materiali per l'insegnamento plurilingue, prodotti dai docenti, che saranno a disposizione di tutte le scuole. Dove si troverà questo centro? Il centro si troverà a Udine, però quella sarà solo la sede, materiale, perché poi ovviamente attraverso internet metteremo a disposizione questi materiali non solo per tutti i partner, ma proprio per tutti i soggetti a livello europeo, ma anche le minoranze che sono nel mondo. Non dobbiamo dimenticarci che dei quasi 200 paesi che hanno un seggio all'ONU, oltre il 90% ha sul suo territorio più di una lingua. Quindi il problema e l'opportunità del plurilinguismo riguardano quasi tutto il mondo. Quindi questo progetto, che prevede fra l'altro l'utilizzo delle lingue minoritarie considerate, ma anche delle lingue maggioritarie e dell'inglese come lingua veicolare, permetterà attraverso il centro di documentazione di fornire informazioni a tutti coloro che si interessano di questa tematica. Euroregione News.